buonasera a tutti e ben ritrovati alla trasmissione sportiva di Teleradio Pace ogni lunedì alle ore 21, canale 12 in diretta. Salutiamo tutta la nostra Liguria sportiva perché ci vedono da tutte le parti e soprattutto comunque il nostro Tigullio. Ciao Luca. Buonasera. E ciao Giacomo. Buonasera a tutti, siamo tornati dopo le feste. Dopo le feste abbiamo preso una bella settimana, lunga di festa, ma ripartiamo adesso abbiamo diverse puntate perché il prossimo appuntamento sarà la pausa pasquale, ma è ad aprile, fine aprile, perciò abbiamo 13-14 puntate di seguito. Allora Giacomo, quale weekend sportivo ci racconti? Ecco. Prima di dare la parola al pallanuoto, perché abbiamo il Chiavari, primo in classifica, e la Virtus Entella, prima in classifica, direi che possiamo fare un bel applauso subito a queste due soci nella pallavolo e nel calcio. Invece... Sì, è stato un weekend lungo per le squadre di calcio liguri, partendo come di consueto dalla Serie A. Il Genoa ha vinto 1-0 in casa contro il Parma, ed è anche tantissimo che il Genoa non vinceva in casa e quindi diciamo consolida la posizione a metà classifica, allontanandosi dalla zone calde della classifica. In Serie B lo Spezia ha pareggiato 1-1 in casa contro la Juve Stabia, nelle ultime 3 partite ha molto rallentato, ma comunque rimane nelle zone alte della classifica. Quest'anno Spezia sì, assolutamente. La Sampdoria ha pareggiato 1-1 a Brescia, quindi rimane in zona play-out. Invece per la Serie C abbiamo l'Entella che vince 1-0 ad Ascoli, quindi è sempre capolista in solitaria, più 2 dalla Ternana a seconda. Perché la Ternana ha vinto anche, erano a 2 punti. Esatto, ma era già a più 2 punti. Credo che sia una grossa vittoria questa. Assolutamente, non aveva mai vinto ad Ascoli in anni recenti. E sempre in Serie C invece il Sesti Levante ha perso 1-0 in casa contro il Pontedera e quindi adesso al momento è ultimo in classifica. Però i dati, cioè le notizie sono che ha perso il Sestri in casa ma ha giocato molto bene. Sì, diciamo meritava un punto. La squadra se la può ancora giocare. Sicuramente avranno modo di rifarsi subito. Finito la crellata sul nostro calcio. Sì, poi della Serie D ne parliamo in studio che abbiamo Benissimo, la Lavagnese ospite. Assolutamente sì. Allora diamo la linea alla pallanuoto. Luca, dicevi 35 secondi. I soliti 35 secondi. Ovviamente. No, ci mancherebbe. A pallanuoto bisogna dare spazio perché comunque sappiamo che è uno sport ligure per eccellenza, ecco. Quindi ci sono le squadre liguri che si stanno comportando molto bene, perché in Serie A1 la Prorecco ha vinto l'anticipo della 14ª giornata, però la prossima sarà la 13ª, quindi contro la De Hacker in trasferta, e poi invece ci sarà il big match Prorecco Brescia sabato prossimo alle ore 15, sabato 18, quindi sarà senz'altro uno scontro decisivo probabilmente per il campionato. In Serie A2, in Serie A1 femminile Rapallo giocherà in quel di Padova, è secondo in classifica, quindi dovrà vincere per mantenere la classifica molto corta in alto, e in Serie A2 invece c'è il Chiavari che sta veramente dominando il campionato, è andato a vincere a Torino anche per 10-7, nel primo tempo ha chiuso 3-0 a proprio favore, poi ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, che il Torino era la diretta concorrente per il primo posto in classifica. Ecco, adesso il Chiavari ha messo il Torino a 5 punti di distanza, quindi penso che sarà difficile riuscire a raggiungere questo Chiavari che sta viaggiando a punteggio pieno, sta dimostrando sempre di più durante il campionato ormai di avere di essere nella piena maturità del campionato come squadra, e quindi penso che chiuderà senz'altro il torneo al primo posto, e questo sarà importante per i playoff perché il primo posto gli permetteranno poi di giocare tutte le partite, eventualmente le terze partite in casa, quindi poi ci racconti bene perché poi ci sono anche altre due cose, altre due cosine molto interessanti, poi le diremo. Molto bene, intanto un saluto e un applauso anche alla nostra squadra che ha ripreso. Avete già visto tante immagini dalla telecamera mobile, dalle telecamere fisse, abbiamo una squadra anche noi di almeno una decina di persone ogni lunedì che dobbiamo sempre ringraziare. Allora, grazie Giacomo, andiamo a prendere posizione e io intanto presento così cominciamo a
insomma, chiacchierare per questa puntata. Parleremo di pallavolo, lo facciamo con la società ASD di Sestri Levante, qua rappresentata da Matteo Canepa, che è responsabile del settore giovanile, insieme a Giacomo Roatta, che è presidente. Grazie, poi abbiamo, vedrete, anche una bella rappresentanza del settore giovanile. Poi da Sestri andiamo a Lavagna, con la Lavagnese, abbiamo Cristian Mutton, che è attaccante della Lavagnese, insieme a Luca Oneto, difensore. Due dirigenti, Germano Lambruschini, responsabile organizzativo Lavagnese, Walter Norris, responsabile settore giovanile e attività agonistica. E poi abbiamo una folta rappresentanza dall'Under 16, 14, 13, ma ci racconta Giacomo. Diciamo qui tra seduti abbiamo per la Lavagnese le rappresentative appunto della leva 2009, 2011 e 2012, abbiamo Mauro Massa e Gabriele Vindo che ci parleranno del Memorial Marco Massa, e poi abbiamo il volley di Sestri Levante con la squadra di prima divisione femminile, il settore mini volley, l'Under 14 e la squadra di terza divisione femminile. Benissimo, vorrei ritornare con le telecamere, poi sicuramente andiamo. Qua abbiamo Giacomo, se vai col microfono, con Mauro Massa, che è il papà di Marco, insieme a Ovindo Gabriele, che da tanti anni ormai organizzate a Casarza questo ricordo per Marco, un ragazzo prematuramente scomparso, e il calcio in questo caso, lo sport, ogni anno lo ricorda. Penso che anche alla famiglia faccia piacere. Diciamo per Marco, devo essere sincero, non speravo di farlo quest'anno, invece grazie alla società Casarza Ligure, a Gabriele Ovindo, al presidente Pinna, siamo riusciti a farlo in tempo, e devo dire che è stato un bellissimo torneo, vinto dalla Lavagnese. Ah, perciò c'è la squadretta che ha sì, giocato dovrebbe qua. essere qua. Ah, bene, allora Dovrebbe è stata essere una l'Under combinazione, 16, sì. ma ecco, l'Under 16. Bene, un saluto anche a Ovindo, che è consigliere comunale di Sestri Levante, ma vicepresidente del Casarza Ligure come calcio. Anche un po' per voi gli organizzatori credo che sia una motivazione, una bella motivazione, no? Sì, buonasera a tutti. Intanto sicuramente è un orgoglio aver potuto ricordare Marco anche quest'anno, perché Marco era un ragazzo del Casarza e con la famiglia abbiamo voluto proprio ricordare la sua memoria, fare tesoro di quello che è stata la sua esperienza e il suo giocare a calcio, e penso che per noi società, a partire dal nostro presidente e tutti quelli che danno una mano in società, sia stato veramente qualcosa di importante e di bello. Molto bene. Allora, poi ritorneremo sicuramente. Bene. Allora, facciamo una carrellata insieme a Luca di chi abbiamo qua sul palco questa sera. Andrei un pochino dal presidente, presidente del volley Sestri Levante. Fai un po' una sintesi, ma di una sintesi che poi parleremo durante la serata. Buonasera a tutti, innanzitutto stasera ci troviamo qua. Sono molto soddisfatto di come sta procedendo i nostri campionati, prima divisione maschile che sta giocando tra l'altro in questo momento contro l'Uscio, e ieri sera c'è stata la partita della prima divisione femminile che abbiamo vinto per 3-2. È stata una battaglia che è finita quasi alle 10 di sera. È stato veramente, ho messo a prova le mie coronarie. No, ma perché dovevi vedere a lunedì sport di Telepace, dovevate fare una bella vittoria, no? Sì, volevamo fare una bella vittoria, sì. Invece, purtroppo... Diciamo ha consolidato un po' la nostra terza posizione in classifica. Ecco. Invece purtroppo non abbiamo portato bene l'invito alla Lavagnese, che ieri ha perso in casa, ma
state facendo un bel campionato, no? Luca, Sì, buonasera a tutti. cosa è successo ieri? Ieri 3-0. c'è stata un po' una partita un po' così, però non macchia il percorso che stiamo facendo, stiamo andando bene, siamo partiti bene, e poi un po' un periodo altalenante a novembre-dicembre, ma abbiamo 30 punti, quindi per adesso è un campionato molto buono. Invece Cristian, bisogna ricordare che la Lavagnese è nelle semifinali di Coppa Italia, perciò Sì, vero? sì, sono molto orgoglioso, sono molto soddisfatto e siamo una squadra molto unita, siamo una squadra molto forte e ovviamente adesso arriva comunque un periodo molto difficile con molte partite e ci sarà bisogno di tutti, ecco. Insomma, ieri l'attacco non è riuscita a produrre, non è riuscito. Ieri è stata una partita molto, molto difficile, loro venivano da una pesante sconfitta, ci hanno trovato un po' impreparati, però vabbè, ci sta, comunque fa parte del gioco, quindi cercheremo di ripartire al massimo mercoledì. Ecco, Lavagnese da tanti anni, insomma, tante, credo, scalate di campionati, poi tantissimi anni in Serie D, vorrei ricordare la famiglia Compagnoni con Stefano, anche la Roberta, la figlia, che portano sempre avanti questi colori da tantissimi anni, e non vuol dire solo prima squadra, ma vuol dire anche il settore giovanile, Walter. Questa sera noi abbiamo una bella rappresentanza, ma insomma, i colori bianco-nero, Lavagna ce ne sono tanti. Diciamo che stiamo procedendo sempre nella direzione giusta. Le nostre basi, come ti ho già raccontato in altre occasioni, e vi ringrazio infinitamente per continuare a darci visibilità. Per noi questa è una grossa occasione per ribadire che alla base di un settore giovanile ci devono essere due aspetti, uno prettamente tecnico e uno prettamente etico. La Lavagnese ha prima poggiato le basi rispetto all'aspetto etico, dove facciamo tante belle cose di cui poi magari ne parleremo successivamente, e anche sotto il profilo sportivo stiamo crescendo. Ecco, qua vediamo il settore giovanile, forse la festa prima delle vacanze natalizie, Walter? Corretto, questa è la festa di Natale. Insomma, i numeri si vedono. Colgo anche l'occasione per ribadire il fatto che ci sia grande coesione tra il settore giovanile e la prima squadra, e anche sul territorio ormai abbiamo integrato, anche con le istituzioni, anche con le opere che hanno messo in atto, come dicevi poc'anzi, la famiglia Compagnoni, anche con la riqualificazione dell'impianto di via Eckengren, la visibilità al calcio femminile che ha riaperto a Lavagna quest'anno, quindi non ci facciamo mancare nulla, dai. Bene, di questo a livello organizzativo, Germano, c'è sempre un gran lavoro. Sì, no, c'è un lavoro da fare, ogni tanto quando non c'è ce lo inventiamo, perché non bisogna mai star fermi, però credo, come diceva Walter, si cerca sempre di crescere, bisogna sempre guardare avanti, guardare se si riesce a fare un passettino in più rispetto a dove si è. Ecco, abbiamo parlato del settore giovanile della Lavagnese, invece Mattia Canepa è il responsabile del settore giovanile del volley di Sessi Levante, che qua abbiamo una bella rappresentanza al femminile, direi, ma sono solo femminile? Allora, no, in realtà la maggior parte sono ragazze, ma c'è anche qualche maschietto, e in questi ultimi anni siamo cresciuti tanto come numero e siamo molto orgogliosi, io con il mio staff che saluto. E niente, sono contento di come stiamo lavorando, e dal mini volley in questi ultimi anni stanno uscendo anche le prime categorie under, che abbiamo appunto under 13, under 14, e che stanno disputando campionati comunque impegnativi, non solo sotto l'aspetto tecnico ma anche sotto l'aspetto del tempo e del numero delle partite. Ecco Giacomo, intanto abbiamo previsto con un pallone che faremo 2 palleggi, adesso vediamo quando, però abbiamo la capitana di una squadra, andrei un po' a conoscerla. Sì, abbiamo Alessia De Vecchi, capo del capitano della squadra di prima divisione femminile. Ecco, prima il Presidente parlava della vittoria di ieri sera, che partita è stata, com'è andata? Buonasera a tutti, ieri sera abbiamo giocato contro il Podenzana, una squadra giovane ma molto forte. E abbiamo vinto i primi 2 set e poi abbiamo perso il terzo, abbiamo perso anche il quarto perché siamo andate sotto e non ci siamo riprese, poi il quinto set invece è stato molto combattuto e siamo riusciti a vincere una partita difficile e siamo soddisfatte.
sono contenta del risultato e anche della prestazione della squadra. E come nel complesso della stagione il Presidente prima diceva che siete al terzo posto, come sta andando? Sì, siamo quarte i punti di ieri sera. Abbiamo preso solamente 2 punti perché abbiamo vinto 3-2, però sta andando bene e ci sono squadre nuove che sono più forti rispetto all'anno scorso e noi siamo una squadra, metà di noi giocano insieme da molti anni, mentre le altre ragazze che si sono aggiunte quest'anno sono più giovani e stiamo cercando di lavorare insieme in palestra. Bene, allora in bocca al lupo per le prossime partite. Ecco Luca, raccontiamoci un po', abbiamo accennato, no, di questo campionato, qualcosa un po' nei dettagli, anche lo spogliatoio, il mister che è nuovo, Rosselli, come sta andando, molto una persona di esperienza, credo che per voi sia un bel punto di riferimento. Sì, ci dà intanto una persona, un mister con grande esperienza, ha fatto quasi sempre il professionismo tranne gli ultimi 2 o 3 anni, quindi ha vinto anche dei campionati in passato, quindi per noi è fonte di ispirazione, in settimana soprattutto, e si è creato un bel gruppo, un bel mix tra vecchi e giovani. Anche noi un po' più grandi cerchiamo di dare una mano ai giovani, perché con le regole dei giovani appunto ce ne sono, e cerchiamo di dare una mano anche a loro a crescere. Tanti junior se vengono a darci una mano in settimana o la domenica, quindi come avete detto anche prima c'è una bella coesione tra settore giovanile e prima squadra. Ecco, intanto vediamo qualche foto e abbiamo anche un filmato appunto delle partite della Coppa Italia. Sì, la Coppa Italia. Ecco, il percorso della Coppa Italia è stato lungo intanto, perché da agosto che appunto è partita la Coppa Italia. Queste sono le immagini della partita col Piacenza, porta anche a giocare in stadi storici, perché Piacenza, se non sbaglio, una ventina d'anni fa era in Serie A, quindi giocheremo le semifinali ora a Ravenna. Ecco, sono già stabilite le date? A febbraio, non mi ricordo di preciso quando, ma perciò fra un mesetto. Fra un mesetto, quindi come ha detto Cristian prima, queste prossime settimane saranno molto intense. Cristian, come avete fatto campionato e Coppa Italia, c'è sempre quel ragionare, no, doppio, che credo che sia di impegno importante. Assolutamente, di sicuro è un grande sforzo da parte di tutti, però come ha detto Luca noi siamo un grande gruppo e soprattutto siamo un gruppo di amici, che è fondamentale, e lo stiamo dimostrando in campo. Ovviamente qualche passo falso come la scorsa partita ci sta, comunque fa parte del gioco e cerchiamo di dare tutto. Adesso appunto avremo questi impegni e dobbiamo cercare di raggiungere il nostro obiettivo subito, ovvero la salvezza, e poi dopodiché abbiamo tutto da guadagnare. Sei vicino, Giacomo, a qualche allenatore? Abbiamo gli allenatori delle leve presenti, se riusciamo a fare un saluto con tutti e magari così un piccolo pensiero in base all'attività, come sta andando il campionato, in termini così di insieme ai ragazzi. Damiano Ferrari, allenatore dell'Under 14, come sta andando la stagione, com'è la crescita dei ragazzi in questi mesi? Buonasera a tutti, la stagione sta andando... Ecco, se riusciamo magari a alzare la leva, basta in piedi, l'Under, ecco così, benissimo, facciamo un applauso all'Under 14. No, state pure in piedi. Quindi come sta andando, mi dicevi? La stagione sta andando abbastanza bene, siamo una squadra, siamo nel primo anno nella leva 11, quindi comunque la programmazione e la crescita dei ragazzi sta svolgendo abbastanza bene. Abbiamo sicuramente un gruppo importante in crescita, sicuramente a livello numerico, ma secondo me stiamo crescendo molto anche sul campo. Quindi sono soddisfatto del gruppo e di come sta andando la stagione. Ecco.
Come si fa con i ragazzi comunque sempre giovani a coniugare sia diciamo, l'aspetto sportivo che quello anche formativo? Ma il gruppo che ho ritrovato è un gruppo sicuramente già predisposto, in quanto è già un gruppo di amici che ha una base molto importante e anche a livello scolastico vanno molti a scuola insieme, questo aiuta sicuramente nella loro crescita, nella loro formazione. E poi al campo numericamente siamo sempre molto presenti, quindi quello aiuta tanto nel preparare gli allenamenti, nel preparare le partite e in generale nel crescere individualmente per poi arrivare alla crescita del gruppo. Bene. Invece, Presidente Giacomo, quanti anni sono? Sono tantissimi che sei Presidente. Guarda, ho fatto circa 30 anni da Presidente e 3 da Vice, più o meno. Perciò sono 33 da quando anni. è nata Telepace quasi. Sì, esatto. Sono 35 anni quest'anno per Telepace. Raccontaci qualche sono così. 33 anni circa che mi occupo della pallavolo di Sestri Levante. Ho cominciato a diventare vicepresidente, poi presidente, quando ho iniziato a fare pallavolo mia figlia. E poi lei, diciamo, ha fatto carriera, è andata avanti, è andata a giocare in altre squadre di Genova, in Serie B, e ha giocato anche nell'Ate Tigullio e io sono rimasto lì. Vabbè, sei diventato Presidente. Sì, sono diventato Presidente. Quali sono le difficoltà per una società come le può essere la pallavolo, ma tanti altri sport? Diciamo che le difficoltà sono molte, anche perché adesso con le nuove normative ci hanno caricato di compiti amministrativi che richiedono addirittura ricorso a commercialisti. Ecco, scusi, Noi, interrompo. per fortuna, questa è la partita che mi dicevi di ieri sera, di no? ieri sera, sì. Che è stata combattutissima. Sì, è stata combattutissima. Vincevamo 2-7-0, poi ci siamo fatti rimontare. Fortunatamente al quarto set abbiamo avuto sopravvento. L'allenatore che è Michi Dino, no? Michi Dino, sì. Che stasera avrebbe voluto esserci, non ha potuto esserci per motivi suoi personali. C'è qualche rappresentante, che eravate qualcuno di voi in campo ieri sera? Facciamo raccontare un po' questa partita, Giacomo, come è stata vissuta in campo. Poi finiamo col Presidente, che abbiamo capito che è stata durissima sugli spalti, ma in campo? Campo. Abbiamo combattuto molto e i primi 2 set sono andati tranquilli perché siamo state sopra sempre, però poi il terzo e quarto set abbiamo avuto momenti di calo e il quinto set ci siamo riprese e siamo andati a vincere finalmente. Ma cosa succede in quei momenti lì? Uno vince 2-0, dice vinco facile. Esatto. È vero? È pronta, è fatta, la partita è vinta. E invece? E in realtà poi siamo arrivati a 25 pari e le ragazze avversarie sono state molto brave, hanno messo a terra 2 palloni importanti che si sono portate a casa il terzo set. Cioè siete arrivati 25 pari per vincere 3-0. Esatto. Avete perso? Sì. E il quarto set siamo partite sotto. Perché quando sei lì poi basta qualche pallone per buttarti giù e per andare sotto con il punteggio, quindi il quarto set poi l'abbiamo perso e il quinto set invece siamo partite sopra e siamo riusciti a vincere 15-8, 15-9. Ma allora poi il quarto... Sì, il quinto set è stato... Il quinto set è andato... Sì, siamo riusciti a chiudere Dovete bene. stare attenti perché il Presidente non regge con quelle partite lì, È Giacomo. È stata infinita. Perché sono 33 anni, l'età aumenta, i prossimi sono 74. Non dovete volare quando vi... Ho giocato dalle 7 alle 9:40, quindi è stata una partita bella combattuta. Ecco Giacomo, dicevamo che ci sono tante regole, che bisogna, insomma non solo c'è un problema di organizzativo e anche economico, ma ci sono anche le regole da portare avanti. Sì, ci sono molte regole. Noi siamo una società sana,
non abbiamo sponsor, viviamo di risorse nostre, cerco di amministrare nel migliore dei modi questa società e i risultati penso che mi stiano dando ragione. Devo dire grazie anche ai collaboratori che ho, perché sono veramente dei ragazzi encomiabili come impegno e come competenza. Difatti qua abbiamo Mattia che è il mio braccio destro dal punto di vista organizzativo, tecnico, senza poi non dimenticare la sua aiutante Jessica Campodonico, Ricky Munoz che allena il maschile, Miki Dino che allena la prima squadra femminile e penso il fatto di avere così tanti bambini, ecco, racconto un aneddoto. All'inizio... Aspetta, te lo tieni perché abbiamo una telefonata in programma, diamo il servizio, poi dopo arrivo. Tranquillo Giacomo, l'aneddoto lo sentiamo volentieri. Allora, direi dalla regia se abbiamo pronto il servizio della Virtus Entella che è andata a vincere ad Ascoli per 1-0 e poi ci colleghiamo con un giocatore, il portiere della Virtus Entella. È stata una partita difficile contro, penso, l'attacco più forte del girone. Per quello che ho visto dal vivo, ritengo che sia l'attacco più forte che ci sia in questo girone. Giocatori veramente molto forti, però la mia squadra ha fatto una prestazione, come ormai ci ha abituato, di sostanza, di carattere. E poi siamo stati bravi a sfruttare quello su cui avevamo lavorato, studiando l'Ascoli sulle palle inattive. Quindi una vittoria sofferta e quindi siamo molto felici perché, ripeto, contro una squadra veramente forte. Questi sono 3 punti che hanno un sapore davvero speciale, che valgono tanto. Sì, c'è stato da soffrire, abbiamo sofferto forse un po' subito dall'inizio. Loro hanno avuto un'occasione importante per passare in vantaggio, però sono contento della nostra prestazione perché abbiamo giocato da squadra, abbiamo sofferto tutti assieme dal primo fino al 90esimo, abbiamo cercato di fare le nostre cose, abbiamo fatto gol su una palla inattiva preparata, che sapevamo che loro ne tenevano 2 alti e abbiamo usato questa sorta di esca, diciamo così. E niente, quindi una grande vittoria e non vince il singolo, vince il collettivo, vinciamo tutti e siamo contentissimi. Un paio di interventi decisivi per arrivare a questi 3 punti. Qual è stata la parata più complicata di oggi? Forse, o quella più bella, scegli tu. Ma penso sia quella più bella che quella più complicata, la seconda su Corazza, che comunque la palla è stata messa dentro benissimo da Tremolada, lui ha tirato proprio veloce, ho avuto il riflesso di andare a prenderla con la mano e sono contento. È una parata fondamentale, ma ripeto, io paro, i ragazzi fanno gol, ci difendiamo tutti assieme, quindi questa è la cosa importante che ci ha portato oggi alla vittoria e tante altre volte. Allora, facciamo questo applauso che applaudiamo a Federico Del Frate, perché l'abbiamo visto di persona nell'intervista di ieri Nicolò Pagliettini, ma lo dovremmo avere in linea in diretta. Pronto? Sì, eccomi. Ecco, buonasera. Federico, grazie, un bel applauso. Grazie mille, buonasera. Intanto te lo meriti perché ieri insomma, hai fatto 2 o 3 parate che hai salvato il risultato. Com'è stata la partita? Sì, dai, sono state 2 o 3 parate, 2 principalmente importanti che comunque ci hanno mantenuto in vantaggio, poi siamo riusciti a portare a casa la partita. Non è stata facile perché loro sono una squadra forte, soprattutto davanti, hanno recuperato un attaccante importante come appunto Forte, che fino all'anno scorso ha sempre giocato in Serie B. E poi il blasone della società, della piazza, la tifoseria, quindi siamo contenti dai che siamo riusciti a portare a casa i 3 punti e rimanere in vetta ancora la classifica. Insomma è stato un viaggio lungo di ritorno ma felice, si faceva bene tutta la strada, giusto? Sì, assolutamente. Il viaggio è lungo, però l'abbiamo affrontato con uno spirito ancora più di festa, diciamo così, dai, perché alla fine
bello quando si... Ricordiamo in genere ricordiamo appunto chi fa il gol è più facile, no? L'attaccante che segna. Tra l'altro qua abbiamo un attaccante dalla Lavagnese che poi vediamo se riusciamo a mettervi con una battuta, ma il portiere che para insomma un po' come se segnasse, no? Perché nell'economia poi della partita, è vero. Sì, sono d'accordo. Dai, alla fine gli attaccanti sono quelli che fanno più, che vendono i biglietti, diciamo così, che fanno gli abbonamenti. Poi alla fine noi dietro cerchiamo di chiudere, di portare a casa il risultato cercando di parare con i difensori di chiudere gli avversari. Quindi, Cosa vi ha detto il mister alla fine della partita nello spogliatoio? ma no, niente, era contento, ma eravamo tutti contenti perché comunque sapevamo di aver fatto una partita importante. È stata una partita sofferta perché comunque loro, ripeto, sono una squadra forte, ci hanno messo anche in difficoltà, però eravamo veramente contenti perché sapevamo di aver fatto un'ottima partita, aver preso 3 punti su un campo veramente difficile contro una squadra forte. Ecco qua. Abbiamo Luca Oneto e Christian Mutton, rispettivamente difensore e attaccante della Lavagnese. Luca, voi sei di reparto col portiere, no? Com'è il colloquio col portiere? Cosa vi dite durante la partita? C'è sempre tanta comunicazione, comunque come dice lui, il reparto difensivo è un po' una parte a sé quando si cerca di non subire gol, anche insieme a fare gol è la parte più importante della partita, quindi si lavora molto insieme, anche in settimana ci sono magari esercizi specifici per il reparto difensivo per cercare di migliorare questa fase. È vero Federico, no? Si lavora con il reparto difensivo. Assolutamente. Comunicazione fondamentale tra il portiere e il difensore, ma anche con gli altri reparti. Bisogna essere molto coesi, compatti, conoscersi. Ecco, invece voi portiere studiate gli attaccanti chiaramente di chi andate a incontrare. Qua abbiamo Christian Mutton della Lavagnese e voi attaccanti studierete il portiere, Certo, come funziona? Certo. Innanzitutto saluto Federico perché abbiamo giocato insieme Saluto anch'io Cristian, non volevo interrompere, sì. Complimenti per la partita, ho visto gli highlights, sei stato fenomenale secondo me. Ovviamente un attaccante che si vede di fronte un portiere che compie quelle parate, di certo si mette un po' di timore, ecco. Quindi complimenti a te e alla tua squadra. Abbiamo giocato insieme alla Pro Sesto, in Serie C, sì. E già si vedeva che era un gran portiere, ecco. Poi da attaccante lo dico, quindi meglio di me non lo può confermare nessuno, ecco. Che bello che nello sport succedono questi incontri non voluti, Federico. E invece dell'attaccante Christian cosa dici come portiere? No, è un attaccante forte, sta segnando, so che sta segnando lì alla Lavagnese, quindi sono contento per lui. Poi gli attaccanti vanno anche un po' a periodi, magari ha avuto dei periodi un po' meno prolifici, però so che tra questo e anche l'anno scorso sta segnando tanto, quindi sono contento perché innanzitutto è un bravo ragazzo che lavora e si applica e questa è la cosa più importante in qualsiasi ambito. Bene. Allora, velocemente, ma conosciamo un po' più da vicino Federico. Tu hai iniziato a giocare, ti ricordi? Qua abbiamo tanti ragazzini piccolini. Quanti anni avevi? Ma io ho iniziato a giocare attorno ai 6 anni a calcio, perché ho fatto il primo anno giocavo a basket, ero con la palla a spicchi, poi sono passato al calcio perché un po' tutti i miei amici giocavano a calcio, allora anch'io volevo diciamo così stare con loro e quindi ho iniziato in porta, ho iniziato praticamente subito in porta perché mi ha sempre un po' affascinato come ruolo, insomma. Poi anche ieri diciamo che il portiere è riuscito anche a salvare il risultato con i suoi interventi e questa cosa mi è sempre piaciuta sin da piccolo. Quindi piano qual è stata, quando hai capito che insomma, il calcio poteva diventare insomma,
un'attività, un ruolo importante potevi avere? Ma sicuramente quando ho iniziato ad andare nel giro della prima squadra in Serie D, perché io allora non ho fatto un settore giovanile professionistico, ho iniziato in una squadra di Serie D, quindi da lì che ho iniziato a giocare, ad avere comunque delle buone prestazioni, poi la squadra era forte, i compagni pure, avevamo una bella alchimia e ho iniziato a pensarci veramente in concreto. Poi la cosa importante del giocare a calcio è che comunque sia sempre un divertimento, perché la cosa più importante è che ti piaccia giocare. Che oltre ad essere un lavoro è anche un gioco, quindi se ti diverti nel farlo poi anche in campo si vede. Ecco, prima di finire, questo incuriosisce il fatto che hai iniziato a basket, ma almeno sei ancora tifoso del basket oppure no? Sì, come no, seguo ancora, seguo tanto l'NBA, ma anche il basket italiano, sono un tifoso di Cantù io, perché risiedo in provincia di Como e quindi Cantù è una società storica, adesso purtroppo è in A2, però quando riesco vado sempre a vedere le partite. Adesso ci saranno i playoff a maggio per andare in Serie A e quindi sicuramente sarò lì al palazzetto Bene, poi i tifosi è una zona dove insomma il basket se ne conosce, in tanti vanno a vedere. Sì, come no. Sì, va bene Federico, allora complimenti e un applauso a Federico e in bocca al lupo. Grazie mille, crepi al lupo, un abbraccio, buona serata, saluto i due ragazzi, ciao Cristian. Assolutamente, salutiamo. È stato un caso Luca che abbiamo incontrato il nostro Cristian qua che giocavate insieme. Luca, direi dobbiamo andare poi con Giacomo che ci deve finire di raccontare, ma il punto sulla pallanuoto. Facciamo un po' il punto sulla pallanuoto. Allora, già all'inizio abbiamo detto che appunto in A1 la Prorecco ha vinto l'anticipo contro la DH e quindi si conferma al primo posto in classifica, e sabato ci sarà il big match, insomma lo scontro tra le due squadre più forti d'Italia che ormai si protrae da più di 15, ormai da 15 anni praticamente. Ci sarà Prorecco Brescia sabato alle ore 15, quindi vedremo poi quale delle due prevarrà, tenendo conto che anche il Brescia ha senz'altro un'ottima squadra, però riteniamo che la Prorecco sia sempre più forte. Per quanto riguarda la A1 femminile, abbiamo Rapallo che deve ricominciare il campionato, ricomincerà appunto sabato in quel di Padova, un Rapallo che è chiamato a vincere per mantenere la seconda posizione in classifica, se non raggiungere addirittura il primo posto. Quindi bene anche il Bogliasco che a 9 punti a metà classifica riceverà la Lazio, e anche questo è uno scontro in cui la squadra ligure dovrà cercare di prevalere per portarsi a metà classifica definitivamente, quindi veramente condurre il campionato come si deve. In A2 maschile, che è il campionato che ci riguarda un po' più da vicino, ecco, perché ci sono parecchie squadre del nostro comprensorio, invece c'è il Chiavari che va a vincere col Torino in quel di Torino, quindi rimane da solo in testa alla classifica con ben 5 punti di vantaggio sul Torino, quindi aumenta il vantaggio che prima era di 2 punti e stacca un po' tutte le avversarie. Un Chiavari che, come abbiamo detto all'inizio, sta dimostrando la propria forza. Dopo la pausa ha limato ancora quelle che potevano essere qualche piccolo difettuccio, se ce ne fossero stati, e quindi un Chiavari che adesso sta veramente dominando questo campionato. Importante il primo posto in funzione dei playoff, perché poi darà la possibilità al Chiavari di giocare in casa le eventuali terze partite, quindi senz'altro arrivare al primo posto è un grosso vantaggio.
Bene comunque anche il Sori, che è terzo a 15 punti, il Camogli a 13 punti che batte il Lavagna per 14-8, e quindi sono due squadre in zona playoff e lotteranno per i playoff con la Metanopoli Milano e con il Velanuoto Ancona, ecco, però io ritengo più col Metanopoli, con il Waterpolo Milano, ecco. Quindi senz'altro squadre liguri che quest'anno stanno veramente giocando da protagoniste questo campionato. Chi sta facendo un po' di fatica è il Mobilpesca Lavagna, che abbiamo detto ha perso col Camogli, e quindi insomma 6 punti, un po' in una zona non proprio piacevole della classifica, però adesso avrà qualche turno un po' più abbordabile, quindi l'imperativo per i Lavagna in questo momento, poi dal prossimo turno in poi, dove quando sabato riceverà la visita del Como, dovrà fare punti. Il Como è a 0 punti perché insomma adesso la classifica si sta facendo importante. Anche il Bogliasco sta facendo un po' di fatica perché ha 4 punti, però sta dando qualche segno di ripresa, quindi vedremo poi come si svolgerà questo campionato. Da seguire comunque sabato anche la partita tra Chiavari Nuoto, il derby tra Chiavari Nuoto e Camogli alle 5:30 qui a Chiavari, e purtroppo, Robby, torniamo un po' a quella concomitanza di orari tra Chiavari e Lavagna che non permetterà di seguire a tutti le due partite. Ecco, bisognerà decidere o andare a Chiavari o andare a Lavagna, non so. Ecco, ma lì non si può sentire, dobbiamo intervistare il so, presidente della federazione della pallanuoto, cos'è, nazionale o regionale? Perché non si può mettere le stesse orari. Questo è nazionale, perché è nazionale, sì. Purtroppo c'è questa situazione per cui molto spesso Chiavari e Lavagna si trovano a giocare lo stesso giorno in casa, e quindi insomma non si possono seguire tutte e due le squadre, ecco. Vabbè, comunque Va bene. diciamo che Comunque poi c'è questa bella partita. Le ultime due cose velocissime, complimenti alla squadra allieve del Bogliasco perché ha vinto il campionato italiano invernale, quindi molto bene per questa squadra. Al terzo posto il Sori, quindi complimenti anche alle ragazze, le allieve del Sori. E poi la bella notizia è che nella nuova nazionale di Carlo Silipo, la nazionale femminile che sta giocando in questi giorni la World Cup, è stata convocata Paola Di Maria del Rapallo Pallanuoto, ecco. Quindi insomma queste sono notizie che... Comunque Luca, bisogna che vi impegniate un po' voi dirigenti da far passare in federazione che Chiavari e Lavagna non possono giocare alla stessa ora lo stesso giorno. Bisognerà che adesso... Ci sono 500 squadre, vuol dire, no? Sì, esatto, okay. Purtroppo. Va bene, messaggio lanciato. Giacomo. Delle squadre lavagnese che sono presenti questa sera, quindi parliamo con Davide Di Spirito, che è l'allenatore degli Under 16, che sono i ragazzi che si stanno alzando in questo momento, li vedete. Come sta andando la stagione? Come sta andando la squadra? Come stanno crescendo i ragazzi? Buonasera a tutti. Ma è un'annata in cui questi ragazzi stanno facendo veramente qualcosa di incredibile, nel senso che è una leva costruita quasi da zero, nel senso che gli anni scorsi, gli anni passati avevano disputato comunque campionati a stampo provinciale e anche a livello, diciamo, di numeri è sempre stata una leva molto ridotta. Quest'anno ci siamo ritrovati a disputare un campionato di livello regionale e è successo che i vecchi ragazzi che c'erano già gli anni scorsi hanno fatto veramente una crescita esponenziale, e unito a questo siamo riusciti a prendere anche dei ragazzi da altre squadre. Abbiamo preso qualche ragazzo da Genova addirittura, c'è anche un ragazzo che viene dalla Spezia, che hanno alzato la qualità della rosa, e unite le due cose quest'anno stiamo riuscendo a disputare un campionato regionale tra le prime 4-5 posizioni, e tenendo conto che un po' l'anno zero, diciamo un risultato veramente clamoroso. Poi parliamo sempre di settore giovanile, quindi al di là del risultato sportivo, cioè la crescita individuale, tecnica e tattica del ragazzo, però diciamo che
Se i risultati sono questi, senz'altro vuol dire che c'è stata anche una crescita sotto quel punto di vista, e diciamo che Lavagna, sia a livello di prima squadra, come dicevano prima i ragazzi, sia a livello di settore giovanile, si stanno muovendo un po' le acque, si sta cercando di fare qualcosa di importante. Il fatto che dei ragazzi da Genova e dalla Spezia vengono fino a qua per giocare da noi, diciamo, un sintomo evidente, quindi niente, stiamo veramente andando alla grande. Ora, visto che abbiamo i microfoni da quelle parti, ritornerei un pochino a Casarza, ci facciamo raccontare qualcosa di più del torneo in memoria di Marco, anche perché abbiamo qualche foto che abbiamo recuperato sui social e qualcosa ci hanno detto. Vindo, com'è stata l'organizzazione pensata, le squadre che c'erano, insomma? L'organizzazione appunto è stata pensata ricordando Marco, quindi abbiamo voluto invitare le squadre appunto allievi qui della zona. Erano presenti la Lavagnese, la San Margheritese, l'Entella Academy e i nostri ragazzi del Casarza della categoria 2009. Io faccio i complimenti al mister presente qui e ai ragazzi della Lavagnese perché hanno disputato un bellissimo torneo, ma anche alle altre società che ringrazio di aver partecipato, perché veramente hanno messo sul campo uno spirito bello, che penso in questa occasione lo sport vada anche al di là, no? Quindi quando lo sport è veicolo per ricordare e per fare memoria di una persona di questo tipo come era Marco, credo che il ringraziamento non vada solo al Casarza che ha sì pensato, ma vada anche a chi ha voluto partecipare perché ha fatto qualcosa di bello. Allora, alziamo un pochino tutti in piedi chi ha partecipato al torneo. Sono sempre loro. Ok. Il mister l'abbiamo sentito, aggiungiamo qualcosa con Mauro, il papà. Ecco, com'è stata questa edizione? Diceva prima che pensava che non sarebbe riuscito a fare, come mai? No, perché c'era il problema che a Casarza c'era il problema del campo, se non si capiva se si poteva farlo o non farlo. Poi alla fine sono riusciti a completare il campo sportivo e grazie, ripeto sempre, al presidente Pinna e a Gabriele Ovindo, in un batter d'occhio mi hanno telefonato, ho detto guarda facciamo il torneo per Marco e niente, è riuscito perfettamente, anche in poco tempo. Abbiamo un bel numero di under 13 che li farei alzare un po' tutti, così facciamo un bel applauso con le telecamere sopra. Se c'è un capitano, Giacomo, il capitano che gli farei dire due cose, perché qua è una squadra, mi sembra. Vai te. Ecco, dai. Vediamo, dai. No, ma tranquillo. Dai, con Giacomo, vedi che è quasi piccolino come te, Io l'ho scelto. Dai. Scusa, tanto sei, ti chiami? Lorenzo. Cognome? Maurizio. Ok, mi dicevi ruolo difensore. Ecco, siete tanti questa sera, ma siete tanti anche come squadra? Siete un buon numero? Siete un gruppo unito? Ci racconti brevemente la vostra squadra? Sì, siamo tantissimi, siamo in 30, una cosa così. E niente. Ma dimmi un po', Lorenzo, no? Cosa hai detto? Sì. Tu hai iniziato a calcio quando hai iniziato? Quanti Ho anni? iniziato a 8 anni. 8 anni. E perché sei andato a giocare a calcio alla Lavagnese? Perché mi piaceva il calcio e c'erano anche tanti miei amici. Tanti amici. E oltre al calcio che cosa fai? Pallanuoto. Pallanuoto. Vedi che Luca è subito partito con un applauso. Ma pallanuoto dove? A Lavagna? Sì, la faccio a Lavagna. A Lavagna. E poi oltre alla pallanuoto? Nient'altro, basta. Come no? Al mattino, domani mattina dove vai? Vado a scuola. A scuola? Ma bisogna, a scuola è importante, cosa fai? Faccio le materie. Faccio scuola. Sì, ma che scuola fai? Le medie. Le medie. E da grande hai già pensato di fare qualcosa? No. No, finora no. Va bene, dai.
Walter, l'allegria non manca, Calmini, Calmini. Assolutamente, anzi ritengo che sia un ingrediente fondamentale. Come diceva Luca, come diceva Christian, a parer mio, in qualunque attività della vita, l'interpretazione dell'allegria, un'allegria sana, un'allegria genuina, aiuta a lavorare meglio. Se si tratta di un lavoro e se è un lavoro spensierato, c'è anche un proverbio che dice: se fai una cosa che ti piace, avrai lavorato tutta la vita senza esserti accorto di aver lavorato, quindi assolutamente d'accordo. Bene, Germana, ancora due cose sulla Lavagnese, dietro le quinte, dietro al campo. C'è un'altra squadra, no, che in tutti questi anni lavora. Sì, assolutamente, a partire dalla nostra segreteria, che sono Agostino e Angelo, che sono sempre presenti, sempre sul pezzo, perché poi c'è sempre qualche cosa. Da Mauro al bar, che è responsabile poi della sicurezza e della struttura del campo, che è una cosa complicata, poi dal magazzino con Pino, insomma c'è bisogno, Antonio con la prima squadra, me ne dimentico qualcuno sicuramente, però detto questo c'è bisogno veramente, tutti i dirigenti del settore giovanile, perché poi tutto il lavoro, i numeri, le foto che abbiamo visto sono possibili grazie alle famiglie, grazie al lavoro delle persone anche che sono qua, che spendono tempo, passione, sacrificano spesso il sabato e la domenica. Sì, è vero che ci sono i figli che giocano, però tutto questo è possibile anche grazie a loro, perché sennò altrimenti da soli non riusciremo certamente a farlo. Allora, da Lavagna facciamo un salto a Sessi, perché abbiamo il servizio di Sessi Levante e Pontedera. Partita finita per 1-0 con Pontedera, ma andiamo a sentire il mister, perché il Sessi ha giocato molto bene. Se commentiamo il risultato 1-0 e non si può dire niente. Io da allenatore devo commentare la partita, commento la partita, un primo tempo stradominato, abbiamo avuto 5 occasioni nitide a pochi metri dalla porta e non riusciamo a spingerla. Secondo tempo abbiamo forse all'inizio concesso quei primi minuti, però poi ci siamo raddrizzati. Prima del loro gol, un minuto prima del loro gol, abbiamo situazioni di Rosetti e Durmush e la palla esce di un soffio e poi concediamo l'unico tiro a Ianesi che conoscevamo, avevamo preparato da fuori, quindi, e che entra. E siamo alle solite, quando ti gira così, gira così. Io l'unica cosa che posso dire è che di più ai presenti non posso chiedere. Se qualcuno si tira indietro, no, per quanto mi riguarda, non fa parte del gruppo, ma i presenti che hanno dato l'anima meritano solo un plauso e comunque continueremo a lavorare così, perché comunque la squadra merita di più in questo momento. Chi ha visto la partita può confermarlo. Sì, ma per noi a questo punto, ho sempre detto, ogni partita è come le altre, nel senso che sono tutte difficili, tutte importanti. È chiaro che non fa bene alla fiducia perdere partite così, come era stata un po' quella di Pineto, ma questa è ancora più clamorosa. Fai tanto, giochi e poi alla fine non porti a casa niente, non è facile ricominciare, questo è sicuro. Però siamo qui apposta e ripeto, non si deve tirare indietro nessuno, ma si è visto che nessuno di questi si tirerà indietro, perché questa è la nostra personalità, il nostro DNA, per cui continueremo e da domani inizieremo di nuovo a pensare alle spalle, speriamo anche che vada un po' meglio. Allora, un applauso per il Sessi Levante per un pronto riscatto. Tra l'altro a Sessi Levante dobbiamo ricordare un presidente che ci ha lasciato in questi giorni, che è Giuseppe Pezzi, che è stato presidente, vicepresidente, dirigente, a cui farei un applauso a tutta la famiglia. Bene, allora Giacomo. Andiamo a conoscere un'altra squadra del volley Sessi Levante, c'è Gaia Salerno che gioca appunto nell'Under 14 nella terza divisione femminile, giusto? Come sta andando il campionato? È già iniziato quello dell'Under 14? Come sta andando? Com'è la squadra? Tanto se si può alzare le altre ragazze della squadra così vediamo chi sono. Ok, fantastico, grazie. Grazie.
Allora, questo campionato sta andando abbastanza bene, con all'inizio difficoltà, però noi siamo sempre pronti a rialzarci e a andare avanti a testa alta con varie partite. La prossima partita è giovedì 16 gennaio e cerchiamo di impegnarci il più possibile. Bene, grazie mille. Abbiamo forse un papà che siamo riusciti a convincere a dire una parola, tra l'altro con una delle giocatrici più piccolini. Se riusciamo, ecco, magari lo ti giri tu da quella parte, vedi un po' che tanto noi dobbiamo... Giacomo, intanto avevamo lasciato un aneddoto, ti ricordi? Poi lo racconto ora. Vai, che poi dopo ridiamo la linea. No, volevo solo semplicemente dire che quest'anno, come tutti gli anni, io e Mattea, subito dopo la pausa estiva, ci troviamo per cercare di organizzare i programmi della stagione. Abbiamo anche ordinato manifesti e volantino che sono rimasti chiusi, inscatolati nella segreteria, perché non abbiamo avuto il tempo di distribuirli in quanto avevamo la palestra piena di ragazzini, e questo ci ha fatto molto piacere. Probabilmente anche la vittoria alle Olimpiadi della nazionale ha aiutato a incrementare questi numeri, però penso che sia anche stato il passaparola, l'ambiente che abbiamo creato a Sestri Levante all'interno della pallavolo della nostra squadra, e questo lo devo anche ai meriti dei miei collaboratori. Innanzitutto poi volevo anche ricordare che c'è una carenza di dirigenti in tutte le associazioni, perché pochi hanno voglia di prendersi delle responsabilità. Noi quest'anno siamo riusciti ad avere 4 nuovi dirigenti ed inoltre anche 3 segnapunti, che è un ruolo delicato e che io ringrazio, perché è un ruolo, come ripeto, delicato e molto difficile da svolgere. E questi nuovi dirigenti, che sono mamme e papà di bambini, lo stanno svolgendo con molta passione, e questo io lo devo ringraziare vivamente. Allora, facciamo un applauso ai dirigenti. Intanto abbiamo visto il mister che dava a disposizione al sestetto in campo, Dino, ma andiamo a fare un saluto a un papà, in rappresentanza un po' di tanti genitori che sono presenti, ma non solo, soprattutto sono rappresentati dai loro ragazzini. Sì, abbiamo papà Gianpiero Sivori, anche sua figlia Giulia, che è la più piccola questa sera della SD Volley Sestri Levante, giusto? Sì, è la più piccolina della comitiva. Ecco, intanto genitore di, piccolo atleta, che impegno è? No, l'impegno si fa per i figli, ma soprattutto perché i figli devono crescere in un gruppo, e lo sport ha una funzione sociale, quindi uniamo la funzione sociale allo sport e abbiamo una bellissima combinazione per i nostri piccoli atleti. Ecco. E Giulia, da quanto tempo giochi a pallavolo? Un anno, 24. Ah, ti piace la pallavolo? Come... Sì. Cosa ti piace? Il fatto di stare magari con delle amiche, delle altre bambine? Cosa... Vabbè. Cosa più bella? Dai. Ci pensiamo ancora un po', Tra l'altro, Giacomo, adesso sto pensando che il papà che hai vicino, Sivori, il papà suo era consigliere delegato assessore allo sport del comune di Cogorno. Tutto giusto? vero? Tutto vero, ha fatto anche il dirigente, era anche vicepresidente, no? Ne ha fatte tante nello sport, ecco, vediamo pian pianino di seguire le sue orme, ecco, vediamo pian piano. Bene, grazie, lo salutiamo. Allora, ci avviciniamo verso la fine, cominciamo a fare un giro, i due
calciatori, attaccanti e difensori, mi chiedevo, tu Luca sei uno delle nostre parti, vero? Sì, sono di Levi. Sei di Levi, Oneto, abbiamo anche la nostra Cristina, Esatto. perciò Oneto ci porta a Levi. Esatto. E tu hai cominciato a Levi a giocare? Io ho cominciato a Levi a 5-6 anni perché c'era ancora la leva dei piccolini su Levi, poi ci hanno unito a Lentella quando il campo a 7 la colmata era ancora in sabbia e poi ho fatto tutto il settore giovanile a Lentella fino alla primavera, perché poi Lentella era salita in Serie B. Quindi dalla Beretta è passata alla primavera e sono stato fortunato anche a poter fare... Sono diversi anni già che sei a Lavagna? Ora sì, avevo fatto un anno, poi avevo fatto 3 anni di C, ero ritornato, ho fatto 3 anni in Veneto in D e adesso sono ritornato, è il 4º anno questo qui. Bene, la storia di Luca appunto dice che possiamo anche diventare dei giocatori bravi, che se siamo nati nelle nostre parti, Sì, vero? Diciamo che da altre parti ci sono magari un po' più possibilità, ad esempio il Veneto è pieno di società sia dilettantistiche che professionistiche e qui vabbè lo sappiamo, un po' più difficile, però... E invece il nostro Christian, attaccante, da dove vieni? Io invece abito in provincia di Como. Ah, per quello che con Del Frate... Sì. Abito in provincia di Como, ho iniziato... Grazie in realtà a mio fratello maggiore, che d'altronde ha l'età anche di Luca. E niente, ho iniziato un po' seguendo lui, giocando nell'oratorio di fianco a casa mia. Poi... Non hai iniziato a basket? No. Poi piano piano, ridendo, scherzando e divertendosi anche, sono entrato a far parte del settore giovanile del Como, ho fatto tutta la trafila fino alla prima squadra, per poi giocare in primavera all'Inter. Lì ho vinto lo scudetto e una Coppa Italia e poi gli anni dopo ho incominciato a girare nel professionismo in Serie C fino ad arrivare a Lavagna. Facciamo l'applauso a Christian e a Luca. Salutate tutto lo spogliatoio, mi raccomando, è il mister, ok? Giacomo, hai un altro mister? È l'ultima squadra che è presente, il 2012, l'ultima che ci manca. Abbiamo Loris Caldavilli che è uno degli allenatori. Anche a te chiedo come sta andando la stagione, come sono i ragazzi. Buonasera, sta andando bene, dai, stiamo facendo un bel percorso, i bambini crescono. Sono quelli lì, ragazzi. Ci divertiamo, la Lavagnese è una bella famiglia e i bambini sono contenti, dai, e noi anche, dai. E come si fa, diciamo, a seguirli, a farli crescere? Cioè, che impegno è? Difficile? È impegnativo, però quando li vedi contenti, che vengono al campo contenti e ti seguono, è un piacere. Noi siamo qua per loro, siamo qua per far crescere loro e noi siamo dietro. I protagonisti sono loro nella crescita e tutto. Bene. Che dobbiamo finire parlando di pallavolo, ma dobbiamo avere 2 palleggiatrici qua in campo, la capitana e chi? Dai, coraggio, cominciate un po', che abbiamo almeno individuato il campo di gioco qua, così finiamo chiacchierando di pallavolo, posizionatevi bene perché dovete schiacciare, insomma, ecco, ok, mi raccomando. Poi Giacomo bisogna intervistare chi si è prestato, ok. Mattia, intanto che vediamo qualche palleggio, cosa ci racconti per chiudere con il volley Sesti Levante? Allora, il volley Sesti Levante oramai ci sono da qualche anno e ho iniziato appunto solo con il settore mini volley e ora appunto stiamo uscendo anche con le prime under 13-14 e quest'anno facciamo anche la terza divisione. Lavorare con i ragazzi, con i bambini è sempre stato un piacere, ma è un peso. E questo devo ringraziare non solo i miei colleghi ma gli stessi bambini e ragazzi che vedo tutti i giorni in palestra, anche perché oltre a lavorare come allenatore sono insegnante di educazione fisica, quindi la mia vita per ora in questo momento è sempre in mezzo ai bambini e ai ragazzi, quindi è una passione. Allora, aspettiamo una schiacciata e una palla persa, perché sennò non è possibile. Eccoli, vediamo.
Dai, eccoli. Ecco, viva lì. Allora, preparatevi perché finiamo ancora. Dicevi Mattia? È che la mia vita appunto in questo momento è lavorare con i ragazzi e i bambini, è la mia passione e quindi sono contento così. Viva la pallavolo! Viva in la questi pallavolo. anni ci sono stati veramente, Giacomo, hai visto crescere la pallavolo a livello nazionale e mondiale incredibile. Sì. E quest'aria che si respira a livello nazionale anche nelle vostre squadre? Sì, senz'altro, perché penso che come in tutti gli sport quando nascono dei campioni aumentano il numero dei praticanti di questo sport dove questi campioni eccellono. Di conseguenza ben venga vittorie mondiali, ben vengano vittorie alle Olimpiadi, perché poi a cascata ne subiscono ne subisce anche le società minori con l'aumento del numero dei praticanti. Ecco. Giacomo, lanciamo, vediamo ancora un servizio e finiamo. Abbiamo a livello diocesano, c'è una giornata dedicata alla pace dove anche lo sport è coinvolto nella specialità del dodgeball, no? Il sabato 25, ma lo andiamo a vedere, se vuoi aggiungere qualcosa. Il 25 gennaio organizzato dall'ACR insieme al Centro Sportivo Italiano e all'Ufficio dello Sport e il Centro Missionario Diocesano e nel servizio appunto ci sono Bisogna tutti la i pace dettagli. che pace anche nello sport, no? Perché è facile a volte che lo sport, tutto quel bene che diciamo, ma a volte dà anche qualche non bel esempio, bisogna tutti quanti essere sempre concentrati. Vediamo il servizio. Rappresenta il momento culminante del mese della pace, benché di fatto sia il punto di partenza per l'intero anno. La festa della pace 2025 è fissata a Lavagna per l'ultimo sabato del mese di gennaio, ma è importante fin da subito iscriversi per partecipare. Tutti i gruppi del catechismo sono invitati appunto ad iscriversi alla prima parte della Festa della Pace, che sarà il Torneo dei Popoli, che poi continuerà con il pranzo insieme al sacco e i laboratori del pomeriggio. I laboratori che riguarderanno gli adulti, i genitori, alle ore 14 e poi i ragazzi delle comunità dei figli e dei discepoli. Concluderemo tutti insieme celebrando la messa alle 15:30. Il ritrovo sarà nella palestra di Via Dante alle 10, dove avrà luogo il torneo di dodgeball per le squadre di ciascuna parrocchia. Nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa ci sarà nel pomeriggio il laboratorio dedicato ai genitori. La giornata si concluderà con la Santa Messa alle 15:30. Il tema scelto per la giornata 2025 è "Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la pace". Il tema è un tema importante, riguarda anche un po' il giubileo, si parla di remissione del debito, ma non soltanto. I laboratori del pomeriggio vedranno i più piccoli e gli adolescenti impegnati a costruire la loro città ideale. Sarà un laboratorio molto bello e davvero potremo crescere insieme sognando un futuro di pace, ma non soltanto un futuro, perché se la pace non la costruiamo nel presente e nel nostro oggi, il futuro poi non ci sarà. E allora ringraziamo tutti per la collaborazione e quelli che potranno per la loro partecipazione. Benissimo, allora ricordiamo questa data e magari cerchiamo di partecipare. No, avanti, adesso non potete. No, dobbiamo finire palleggiando, Dobbiamo finire palleggiando. Un saluto Giacomo a tutta la squadra, dalla Rosalba in sala, Roberto, aiutami, a Maurizio, a Sergio, Francesco, Manuel, Mattia. Benissimo, Luca, allora grande pallanuoto questo fine settimana, bisogna che ci colleghiamo e invitiamo la pallanuoto Chiavari per festeggiare il primo posto. Intanto il volley Sestri Levante continua a schiacciare, palleggiando, una bella schiacciata, dai, ecco lì,
Ecco, benissimo. Vi salutiamo, grazie per tutti gli intervenuti. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Palleggi.